Siamo con l'assessore Caner, Vinitaly USA, prima edizione, Regione Veneto, una grande affluenza, cantine molto importanti, insomma un sentimento di questa prima giornata di fiera. Sì, un'esperienza molto importante, i nostri operatori sono contenti di essere qui, sembra che questa prima edizione funzioni, quindi stiamo già ragionando per implementarla nei prossimi anni, ben 37 aziende presenti nel Venete, quindi tra le più numerose delle regioni presenti qui in questi giorni e 180 etichette rappresentate, quindi insomma un numero importante, tra l'altro il wine, il vino e tutto il mondo dell'enogastronomia è fondamentale per il nostro territorio, per il territorio veneto, non solo dal punto di vista della produzione agricola, ma anche per il traino turistico che questa regione ha, oltre 70 milioni di presenze turistiche e sappiamo che quasi il 30% dei turisti internazionali oggi si muove con una motivazione legata proprio al buon bere e al mangiare bene. Quindi il Veneto da questo punto di vista diventa rappresentativo, quindi il mercato americano su questo è fondamentale sia per l'acquisto dei nostri vini sia per la presenza turistica che anche quest'anno al By Veneto è stata in doppia cifra con i buyers presenti. Quindi insomma si tratta di un mercato che noi dobbiamo continuare a coltivare. Quindi una presenza interessante e un interesse particolare da parte delle cantine che intendiamo proseguire per l'edizione 2025. Assolutamente sì, oggi stavo facendo anche un giro tra gli operatori, ho sentito molto entusiasmo proprio perché l'America con l'Inghilterra rappresenta uno dei due stati più importanti per l'esportazione dei vini veneti. Io ricordo che il Veneto, se fosse uno stato, sarebbe il quarto esportatore mondiale di vini, quindi insomma 100.000 ettari nel nostro territorio, per noi diventa fondamentale essere presenti in determinati mercati e il mercato americano sicuramente è uno tra i più importanti e Chicago è una piazza che da questo punto di vista molto rappresenta il tema del food e il beverage e quindi insomma siamo convinti che questa prima edizione non possa far altro che crescere nei prossimi anni e quindi sicuramente saremo presenti. Oggi ho avuto molti contatti non solo con gli operatori ma anche con le camere di commercio italiane qui in America, con molti importatori, ho visto molto fermento e quindi si tratta di crescere non solo qui a Chicago ma anche in altre città americane.